ripensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
A te la linea, Antonino. Grazie carissimo Andrea e ben ritrovato amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il il premiato Chilometro Zoom. Ebbene sì, io sono Siamo tornati ed eccolo qua, ladies and gentlemen, egli, il mio partner in crime, l'uomo dal baffo che ha conquistato i 7 mari, il piacione in capo, signore e signori, il comandante Lorenzo Viviani, nonché dottor Lorenzo Viviani, nonché già onorevole. Che presentazione, grazie Antonino. Ben ritrovati, ci siamo ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà. So che non vi siamo mancati troppo questa pazza trasmissione che andava in onda, diciamo, nel palinsesto dello scorso anno, il venerdì pomeriggio. Ci rivediamo in questa mattinata un po' strana, Antonino, diciamo un po' improvvisata, però insomma gli argomenti non mancano, quindi avremo tanto su cui discutere. Parleremo naturalmente un po' del focus agricolo, di tutto quello che è successo nel frattempo. Ci sarà un G7 sull'agricoltura tra pochi giorni, viene a dire una settimana, poco più di una settimana, in quel di Siracusa, se non mi sbaglio, quindi in terra siciliana. Insomma, appuntamenti molto importanti. Fra parentesi, in terra siciliana oggi avremo un testimone dei problemi che sta subendo ancora e della difficilissima estate che ha avuto questa bellissima isola, e quindi insomma tanti argomenti, Antonino. Decisamente, aggiungerei anche il fatto appunto che vi abbiamo raccontato lo scandalo, perché questo è lo scandalo della siccità in Sicilia quest'estate, tra opere pubbliche che non sono state realizzate, opere pubbliche che sono ancora al palo, problemi vari ed eventuali. Bene, ora noi cerchiamo di tirare le somme di questa vergogna, perché vogliamo sapere a quanto ammontano i danni e vogliamo sapere quali sono i rimedi, insomma, per andare al riparo. Perché vedete, non è che siccome e in Sicilia non piove mai, perché quando poi piove per davvero, e vi assicuro che piove in maniera anche abbastanza intensa. Domanda: quell'acqua che arriverà, quanti invasi troverà per poter essere raccolta? Quanti allacci abusivi verranno fatti fuori? Quante dighe verranno finalmente sbloccate e costruite anziché restare lettera morta nel cuore dell'isola? Quest'inverno, quando alle Petralie le montagne saranno belle piene di neve, poi la neve scioglierà a primavera, quell'acqua che cosa ne faremo? Ecco, questo è il punto, questa è la sostanza, perché dietro questa sostanza, e lasciamo stare le storie del riscaldamento climatico e tutto il resto, parliamo della sostanza. Dietro quella sostanza c'è gente che a giugno, quando noi abbiamo cominciato a parlare col dottor Valenti della Confederazione Italiana dell'Agricoltura giù in Sicilia, a giugno c'era già gente che abbatteva i capi o che li vendeva per 4 soldi. Si vendevano le vacche, si vendevano le pecore e così via, oppure le mandavano al mattatoio. Ecco, questa gente che danno ha avuto? Si è ritirata? Che succede? Sì, Lo poi vogliamo sapere. la grande scommessa, Antonino, secondo me è anche ragionare se questo bellissimo paese, lo dico in maniera sarcastica purtroppo adesso, riuscirà prima o poi a uscire dalla cura dell'emergenza, in cui siamo anche, fra parentesi, abbastanza bravi. Insomma, ormai siamo diventati esperti nell'andare a correre i ripari. A volte, come in questo caso, si arriva in ritardo. Riusciremo mai, soprattutto sul tema delle infrastrutture, che vanno fatte negli anni, vanno programmate, vanno gestite, vanno ridimensionate, vanno cambiate, vanno rimesse a posto, vanno mantenute, quindi insomma ci vuole tantissimo. Riusciremo mai a programmare, avere un programma di lavoro, e soprattutto non è che da domani mattina ci dimenticheremo dell'emergenza, poi ricominciano le piogge, ricomincia l'inverno, magari ci sarà una stagione climaticamente parlando perfetta per l'agricoltura. Il prossimo anno ce lo auguriamo tutti, con piogge giuste nel momento giusto, con l'acqua nei campi, senza disastri da un punto di vista, diciamo, di alluvioni e senza problemi di siccità. Ma
riusciremo ad arrivare a pensare che comunque questo fenomeno potrà esserci di nuovo, quindi la grande scommessa è capire se siamo un paese che si vuole chiamare paese, si vuole chiamare Stato e che vuole comportarsi come tale, oppure siamo la solita Repubblica delle banane, perdonami questa diciamo battuta un po' forzata, però è così. No, non è una battuta forzata, aggiungerei anche un'altra cosa. Se c'è una regione che piange per la siccità, e ripeto, siccità che viene aggravata dal fatto che gli invasi non sono stati costruiti e così via, ce n'è un'altra che ha il problema opposto. C'è una regione che tu, se te ne vai campagne, la cosa che spesso trovi sono fontane ovunque. Questa regione è la Calabria. Quest'acqua non viene usata, si perde, non c'è. Allora, una ha il problema che c'è l'acqua ma non sa che farsene, l'altra non ne ha. Vogliamo cominciare a ragionare anche di questo? Vogliamo cominciare a ragionare anche di sfruttamento delle risorse? Dice, ma in Calabria non c'è lavoro? No, lavoro non ce n'è, però c'è tanta acqua e quell'acqua si può anche esportare, vendere, trasportare con un acquedotto, eccetera, eccetera, eccetera. E può servire magari alla regione sorella, alla regione vicina, alla Sicilia. Però se qui non abbiamo proprio l'idea di unire i puntini e se non abbiamo l'idea di uscire dalla logica dell'emergenza, è finita. Anche la prossima estate sentiremo: ah sì, buongiorno, siamo qua sulle Madonie, il signor tal dei tali oggi ha fatto abbattere 50 vacche perché l'acqua non c'è, è quella che portano con l'autobotte. Ma vi rendete conto che quest'estate la Marina Militare ha mandato una nave cisterna ad Agrigento per rifornire Agrigento di acqua e il risultato sapete qual è stato? Che a un certo punto l'acqua non l'hanno voluta più perché l'acqua costava troppo, costava 40 euro a ogni metro cubo, una cosa del genere, a farla arrivare con la nave della Marina Militare. Insomma, mi pare che qui stiamo veramente superando ogni limite. Sì, poi da io questo direi che potremmo parlare di cozze anche dopo le 11 se vuoi. va bene, allora poi cerchiamo di contattare il nostro amico Federico Pinza, che per chi se lo ricorda è un acquacoltore, un molluschicoltore, se vogliamo andare nel particolare, un cozzaro, se vogliamo parlare diciamo nella maniera più ruspante, spezzino, perché oggi sarò anch'io presente a Mitiliade, quindi parleremo di questa bella manifestazione e portiamo ancora diciamo questa coda di estate sulle frequenze di Radio Libertà. No, poi c'è anche un grande problema che non posso per onestà intellettuale evitare di tralasciare, che è quello anche degli aiuti che arrivano sempre in ritardo. Esatto. E purtroppo ne sono anche diciamo un po' responsabile perché, come sai, mi sono buttato anch'io nell'esperienza e sto dando una mano anche a queste nuove strutture che sono nate in campo assicurativo di Stato. E il problema grande del nostro paese è che molte volte ci sono le buone intenzioni e poi, come sempre, ci sono anche, diciamo, dei momenti in cui bisogna guardarsi allo specchio e bisogna essere più pragmatici. Quindi, purtroppo, grandi strutture, grandi intenzioni. Questa era una struttura, diciamo, andata anche sulla cronaca nazionale, fatta da Patuanelli, con l'intenzione, naturalmente, di utilizzare una parte dei fondi europei per riuscire a assicurare forzatamente, diciamo, perché il grande problema dell'agricoltura, diciamocelo chiaramente, che a parte i grandi imprenditori, a parte chi ha veramente del gran capitale, che è veramente imprenditore agricolo da questo punto di vista, questo è il salto di qualità che dovrebbe fare sia il pescatore che l'agricoltore, purtroppo, e non si fa, è quello di arrivare, di assicurarsi e di fare. Quindi queste strutture purtroppo danno questa, diciamo, assicurazione forzosa, ma non sono partite, diciamo, col piede giusto e magari se avremo tempo ne parliamo. So che però c'è un ospite che conosco, quindi lascio la parola a Antonino e parleremo dopo di agricoltura. Ecco, siccome comunque tutto questo tocca il mondo del lavoro, noi abbiamo la persona giusta al posto giusto al momento giusto. È l'onorevole Tiziana Nisini, che peraltro è vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera. Allora, qui Parlamento, sigla. Qui Parlamento. Oh, non è carino da dire, sembra quasi un film di Totò, però capita a fagiolo. Buongiorno onorevole, ben trovata. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, Buongiorno. onorevole, ecco, qui c'è un amico che la vorrebbe salutare.
Ciao Tiziana, non mi riconoscerà dalla voce, ma penso che insomma poi riconoscerà naturalmente di cosa parleremo. Diciamo che il mio argomento principale è la pesca, ma qua parliamo anche di agricoltura. C'è da dire che io non me la ricordo tanto come vicepresidente della Commissione, ma soprattutto come un grandissimo e bravissimo sottosegretario al lavoro. Ciao Tiziana, sono Lorenzo. Ciao. Ciao. No, t'ho Allora. riconosciuto. T'ho riconosciuto. Che poi, onorevole, questa è la grande libidine di chi fa radio, quando ti riconoscono dalla voce. Io quando ho incontrato di persona, per esempio, qualcuno di voi, insomma, la prima cosa che mi è stata detta: ma tu sei Danna, ti ho riconosciuto alla voce, a furia di fare qui Parlamento. Per cui io non sono Rodolfo Valentino, peraltro, quindi a maggior ragione fa piacere. Onorevole, senta, allora, noi parliamo di DDL lavoro. Ecco, appunto, cosa vogliamo fare per dare più lavoro e soprattutto tutelarlo in questo paese? Allora, diciamo che dall'insediamento di questo governo e anche con l'attività parlamentare in Commissione Lavoro, anche con gli emendamenti che si sono succeduti nei vari provvedimenti, i dati dell'occupazione sono positivi e hanno un trend in crescita, e questa notizia è positiva. Diciamo che appena il governo si è insediato abbiamo cercato di ridurre al minimo l'assistenzialismo solamente per quella fascia di popolazione che effettivamente ne ha necessità e per condizioni sociali non è in grado di reinserirsi nel mondo del lavoro, ma tutta quella parte di persone occupabili si è cercato di proiettarli nel mondo del lavoro, tant'è che i percettori sono diminuiti e i lavoratori sono aumentati. Il DDL lavoro, che finalmente è approdato in commissione ed è stato calendarizzato in aula per il 23 settembre, è un provvedimento che mira a sburocratizzare, a rendere più fluide tante norme già esistenti. Essendo passato un po' di tempo, ad esempio l'articolo 1, che è stato soppresso e ha creato le ire delle opposizioni in commissione, è stato inserito nel DL Agricoltura, che era un articolo che punta a ridurre il caporalato, che è un grosso problema, un fenomeno sempre più forte nel nostro paese. Negli altri articoli si parla di somministrazione, si parla di apprendistato, si parla di lavoratori che non vanno al lavoro, lo dico semplicemente, e quindi ci sono delle facilitazioni nei licenziamenti, perché si sta creando un fenomeno strano anche nel nostro paese. E altre misure riguardano appunto la somministrazione, che è stata, tra l'altro, gli emendamenti sulla somministrazione sono stati votati all'articolo 5 proprio l'altro ieri in Commissione Lavoro. Diciamo che la ratio di questo provvedimento è quello di mettere in un cassetto l'ideologia che per troppo tempo ha portato la sinistra e di mettere, facilitare un po' l'azione delle imprese anche nelle assunzioni, ma anche in tutti quegli iter che vedono i processi quotidiani nelle aziende. Un collegato lavoro che poi andrà a collegarsi alla prossima legge di bilancio, dove effettivamente sono state fatte nell'ultima delle importanti azioni, come la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori fino al 7%, per i redditi fino a 25.000, dove c'è la ritassazione dei fringe benefit, tutte quelle azioni che hanno aumentato lo stipendio reale nelle tasche dei lavoratori. E questo DDL lavoro si va a collegare a tutte quelle azioni che hanno segnato l'attività politica di questo governo dall'insediamento. E i dati sull'occupazione parlano chiaro. Sul DDL lavoro le opposizioni hanno provato a reinserire un emendamento sul salario minimo, un tema che è stato molto dibattuto, soprattutto in commissione lavoro. Noi andiamo con questo DDL a rafforzare la contrattazione collettiva nazionale. E mi preme dire che l'altro giorno, sempre in commissione, è stato votato un mio emendamento, io sono relatore di questo provvedimento, sulla stagionalità, perché una sentenza della Corte aveva messo in discussione la stagionalità nel nostro paese, che da anni funziona e da anni tanti lavoratori sono impiegati nel settore dei pubblici esercizi, nella ristorazione, nell'alberghiero, e quindi c'era molta tensione. Questo emendamento è stato approvato con il plauso di tutte le associazioni di categoria che riguardano il mondo del turismo. Di fatto sono tutti piccoli accorgimenti che anche noi come parlamentari stiamo portando proprio per migliorare
l'attività delle aziende e anche per dare sollievo ai lavoratori che molto spesso per delle norme che si incastrano, norme farraginose, rischiano comunque di rimanere senza lavoro. La razza di questo governo è aumentare l'occupabilità, e i dati ci vengono incontro, è di cercare di aumentare lo stipendio reale, che ancora è lontano da quello che dovrebbe essere, ma con tutti gli accorgimenti che sono stati fatti in legge di bilancio, con l'intenzione di riproporli in questa legge di bilancio, cercare di migliorare anche gli stipendi. Il salario minimo non è la soluzione, noi siamo per il rafforzamento della contrattazione collettiva nazionale, che non parla solamente di minimo salariale, ma parla anche di tutti quei benefici che di fatto vanno a aumentare i salari, di quei benefici di cui i lavoratori ormai sono abituati e utilizzano e danno sollievo a loro e alla famiglia. Senta, in tutto questo le pongo una domanda dal sapore femminista. Quando è che arriveremo alla parità di stipendio tra l'uomo e la donna, secondo lei? Questa è una bella domanda. Diciamo che allora tanti passi sono stati fatti dal passato. Vi dico solamente anche la presenza delle donne nel mondo femminile, c'è una differenza di stipendio, c'è una differenza di occupazione che con gli anni è un po' migliorata. Questo è un tema comunque trasversale che non vede maggioranza e opposizione divise, magari con una visione un po' diversa, ma è un tema su cui tutti stiamo lavorando. Sono state fatte diverse mozioni, sono state fatte misure importanti anche nell'ultima legge di bilancio sulla decontribuzione per le assunzioni delle donne con figli, donne vittime di violenza. Io credo, e lo dico sinceramente, che non si riuscirà a risolvere in poco tempo, perché è un tema che ci trasciniamo da che la donna ha iniziato a lavorare. E quindi c'è un tema comunque delle donne in termini di occupazione che ancora oggi, ahimè, sono costrette a scegliere di rimanere a casa con i figli piuttosto che andare a inserirsi nel mondo del lavoro. Anche su questo il governo ha cercato con il PNRR di mettere in campo tutte quelle misure per agevolare l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Legge di bilancio con la decontribuzione, quindi favorendo l'assunzione, e mettendo a disposizione un numero di posti negli asili nidi con dei fondi del PNRR, cercando di incrementare il tempo pieno nelle scuole, proprio per dar modo alle donne di non dover scegliere di rimanere a casa, ma poter inserirsi nel mondo del lavoro. La strada è ancora lontana, è ancora lunga, il traguardo è lontano, però sono tutti accorgimenti che stiamo mettendo in campo per cercare di ridurre il differenziale tra uomo e donna. Certamente, questa è la cosa più importante. Allora, quali sono gli impegni di oggi, onorevole? Allora, gli impegni di oggi, sostanzialmente era con voi, che ci tenevo tantissimo perché era da tanto che non ci sentivamo ed è sempre un piacere. Grazie. Oggi, che è venerdì, poi si riparte da Roma, si torna sul territorio perché al di là dell'attività legislativa qui a Roma, sui territori ci sono tante problematiche, delle più disparate, è l'ascolto dei cittadini, che è un'attività importante e essenziale anche per noi parlamentari, ed è un'attività che, lo dico con orgoglio, noi leghisti abbiamo sempre fatto, anche quando eravamo semplicemente militanti. Un'attività che continuiamo a fare, un'attività che ci inorgoglisce, perché la politica deve essere in ascolto dei cittadini, questa è la prima cosa. Certo, e questa è la cosa più importante. Allora, grazie del suo tempo, buon lavoro e ci risentiamo presto. Grazie a voi, a presto. Sigla. Qui Parlamento. E allora, Lorenzo, mi pare che l'onorevole Nisini è sempre sul pezzo, c'è poco da fare. Allora, senti un po', dunque, si sono fatte le 10:55 e 54 secondi, ti voglio leggere un comunicato che ci arriva dalla nostra Alina. Ortofrutta Vernocchi, Fedagripesca, bene stanziamento per filiera pere approvato dalla conferenza Stato-Regioni. State a sentire un po' per quando andrete a fare la spesa e magari troverete le pere con il prezzo molto più alto.
Uno stanziamento importante per migliaia di aziende agricole messe a dura prova dalle perdite economiche degli ultimi anni causate da fitopatie e cambiamenti climatici e che potrà dare una boccata d'ossigeno a un settore che ha visto perdere il 35% delle proprie superfici negli ultimi 12 anni. Vi rendete conto? 35% in meno di terreni coltivati a pere. Così il presidente del settore ortofrutticolo di Fedagripesca Conf Cooperative, Davide Vernocchi, commenta l'intesa raggiunta oggi in conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto a sostegno della filiera della pera che prevede uno stanziamento pari a 15 milioni di euro. Il sostegno viene concesso alle aziende agricole che abbiano subito un decremento del valore della produzione nel 2024 superiore al 30% rispetto a quelle dello stesso periodo 2022. La filiera delle pere, spiega Vernocchi, ha conosciuto in questi anni un drastico calo produttivo per cause collegate al grande problema del cambiamento climatico e l'impatto di insetti e parassiti. Nel 2019 la cimice asiatica, nel 2021 le gelate tardive, nel 2022 la siccità, per finire nel 2023 con le nuove gelate e i danni dell'alluvione. Quindi invitiamo tra l'altro gli amici che si trovano in Romagna, dove prevalentemente le pere si coltivano, a farsi vivi allo 029294 7222 che ne parliamo. Insieme al calo delle superfici, le ingenti perdite economiche della filiera hanno avuto ripercussioni su tutto l'indotto occupazionale ed economico dei maggiori bacini produttivi della penisola. Il presidente Vernocchi esprime particolare apprezzamento per il superamento del regime aiuti de minimis per le domande 2023, che era stato a più riprese sollecitato da tutto il mondo agricolo. Tanto vi dovevo. Quindi, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, le pere al supermercato ve le comprerete probabilmente di provenienza non italiana e chissà, forse nemmeno europea. Questo perché, ahimè, purtroppo il settore è in forte difficoltà e quelle che troverete prodotte in Italia evidentemente costeranno di più. A questo punto, se la nostra Federica Toselli, tra l'altro, ci sta ascoltando, 029294 7222, se vuole intervenire dal suo campo o intervenite voi dai vostri campi e ci raccontate i lavori che state facendo, anche perché settembre è tempo di vendemmia e siamo tutti d'accordo, e direi che la prossima settimana potremmo convocare Berardo Daschio, il nostro amico che ha appunto la casa vinicola nel Vicentino. Ma oltre a raccontare la vendemmia che quest'anno peraltro in alcune zone d'Italia è cominciata in anticipo, in pieno agosto e di notte, proprio per non soffrire il caldo tropicale che abbiamo avuto questo mese di agosto, allora, oltre per la vendemmia, è chiaro che si cominciano a fare anche i primi lavori che preludono poi all'autunno e all'inverno. Si comincia a sistemare il terreno, si tirano i solchi, si fanno gli ultimi lavori e così via. Insomma, quando ti esce questo animo agricolo così tecnico, mi emoziono quasi, Antonino, mi emoziono quasi. Ma figliolo, io terra con la motozappa a due tempi al 5% di miscela ne ho zappata, per cui qualcosina l'ho vista. Perché naturalmente il mese prossimo, tra l'altro, metà fine ottobre si comincia con l'abbacchiatura delle olive, quindi vedremo anche l'annata dell'olio, come è andata. Certo. Se quest'anno parleremo anche di un'altra 20 euro. Cosa di andare, anzi, voglio stupirmi perché non hai detto il pezzo, non so, io mi sono collegato un po' in ritardo oggi, quindi ti ringrazio per avermi regalato questo rientro con un pezzo meraviglione che Pezzi ne regalia dall'album Hot Rats di Frank Zappa. Esatto. La tua mente malata ci proporrà, dato che i tuoi pezzi sono sempre pezzi abbastanza discutibili, cosa ci dirà adesso. Bene, siccome io sono uno che ha anche un certo stile, siccome io sono uno che ha anche un certo... Tra poco. Ecco, a tra poco. Banco, lontano da 1983, a tra poco.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Antonino, a te la linea. Grazie, rieccoci qua, Chilometro Zoom, il premiato programma di Radio Libertà col microfono d'oro, ricordiamolo anche perché è giusto ricordarlo. Volta, ma sempre con questo microfono d'oro. Quando si arriva a un successo, si arriva a un traguardo, bisogna pensare già a quello successivo, quindi bisogna pensare al prossimo microfono d'oro, al microfono di platino, qualcosa di più. Basta, esatto. È passato ormai. Anche è alla passato. nomina di Ciardi tutte le Russie, non lo so. Io voglio Cobram terzo, potere temporale. Io voglio arrivare a diventare mega presidente galattico. Io chiedevo se abbiamo il personaggio più politicamente scorretto. Lo stiamo cercando. Okay, Tra poco sapremo se lo avremo con noi, perché lui è uno di quelli, lui è il nostro Howard Stern, tutto sommato, no? Howard Stern in America è conosciuto perché alla radio è uno che fa e dice delle cose molto politicamente scorrette. Beh, una volta addirittura una negli anni '80 fece provare l'orgasmo in diretta facendola mettere a cavalcioni sulle casse dello stereo. È rimasta famosa questa... Antonino Danna, non vorremmo che ripetessi qualcosa del genere, per favore. No, anche perché io non ho una voce così bassa come la sua, perché funziona coi toni bassi. Ma detto ciò, insomma, Giulio, se ci sei, mandaci via. Lui è il nostro Howard Stern che dice le cose fuori dai denti e le dice in modo politicamente scorretto, quindi state tranquilli, lui viaggia con l'avvocato appresso per eventuali problemi, querele, lo diciamo anche per la direzione della radio, qualora dovesse arrivare qualche lettera, ed è uno che soprattutto si sta occupando del problema della peste suina. Perché? Perché è un suini, come si dice? Un suinicoltore. Suinicoltore o cultore del suino? Anche cultore del suino. Perché anche la cultura dei suini, che non è la cultura di chi bestemmia o rutta in diretta. A parte che ora, veramente noi qua in realtà siamo più che politicamente scorretti, siamo classisti schifosi, perché deridiamo un settore, perché lo fanno anche sulla pesca. A volte dicono il pescatore, come si chiama? Il nostro amico che ora presentiamo è Guglielmo Gollinelli, è un grande allevatore di maiali e il suo allevamento è anche un allevamento che traguarda degli standard ambientali e di igiene degli animali che sono superlativi, quindi mi viene da dire che è poi anche laureato, una persona estremamente in gamba, già parlamentare, una persona che è stata preziosa anche al sottoscritto quando rivestiva il ruolo di capogruppo, perché io ho avuto la grandissima fortuna, che non penso che purtroppo la possono avere in tanti, di non solo provenire da un settore, quindi quando parlavo di pesca, a mio malgrado, da biologo marino e da pescatore, sapevo almeno di cosa stavo parlando, ma avevo la fortuna di avere gente dietro di me per modo di dire, eravamo tutti in commissione insieme, però da capogruppo diciamo che la bandierina toccava portarla avanti al sottoscritto, però dietro avevo persone super preparate, che quando intervenivano in commissione erano super, e uno di questi è il nostro amico Guglielmo Gollinelli, che lo vediamo col maialino in braccio, le abbiamo messo la foto col maialino in braccio. Ciao Guglielmo! Ben trovato! Ciao Lorenzo! Ciao Antonino! Allora, ti abbiamo dipinto come il nostro ospite più politicamente scorretto. Ora, naturalmente, ti sediamo, ti facciamo una bella iniezione, ti sediamo un pochino, perché devi essere naturalmente abbastanza pacato e devi raccontarci, soprattutto dato che hai le minacce, ce l'hai alle porte del tuo allevamento, il problema della peste suina. Perché ne abbiamo iniziato a parlare quando entrambi eravamo parlamentari, deputati in Commissione Agricoltura, purtroppo dal piccolo nucleo, diciamo, area rossa che era tra Liguria e Piemonte, ora si parla veramente di un problema italiano, o comunque che prende la maggior parte delle regioni del nord Italia. Com'è la situazione, Guglielmo? Ciao Lorenzo, noi siamo stati i primi a parlarne nel 2019, quando probabilmente nessuno a livello politico sapeva cosa fosse la peste suina, e a denunciare
i rischi e il problema dovuti all'eccessivo numero di cinghiali, quindi al problema della fauna selvatica. Siamo stati inascoltati allora quando, si poteva anche prevenire, siamo stati inascoltati nel 2022 quando è comparso il primo focolaio che hai citato tu nella provincia di Alessandria, per cui tra Piemonte e Liguria. Adesso la situazione possiamo dire che è stata gestita all'italiana, per cui è diventata un problema enorme, secondo me anche difficile da risolvere, o comunque se non c'è una volontà ferrea irresolvibile, perché siamo passati dalla presenza nei soli animali selvatici all'interno di questo areale tra le 3 autostrade al passaggio degli animali d'allevamento, per cui nei suini allevati siamo arrivati a 26 focolai, 18 in Lombardia, 1 in Emilia-Romagna in provincia di Piacenza e 7 in Piemonte. Gli ultimi 2 sono comparsi proprio qualche giorno fa in Piemonte, tra le province di Biella e di Novara. La situazione è disastrosa ed è il motivo poi perché questa malattia è soggetta a eradicazione, cioè quando compare le norme sanitarie ti obbligano a mettere in campo tutte le strategie necessarie per eradicarla, perché è una malattia subdola che si trasmette sì da animale ad animale, però ha dei vettori che sono difficili da gestire. Oltre al cinghiale è sufficiente che un uccello vada a beccare la carcassa di un suino infetto, di un cinghiale infetto che magari è lì da 4-5 mesi, per poi portarla in giro, ed è quello che è successo anche in alcuni allevamenti, cioè nonostante le norme di biosicurezza, i controlli ferrei sugli ingressi e tutte le attività di biosicurezza attiva per contrastare la diffusione, poi ti entra il corvo che è stato su un animale infetto nel bosco e ti porta dentro la malattia, le mosche, i topi, le gomme dei camion, e quindi la situazione è veramente molto, molto critica, perché parliamo di un settore che vale 20 miliardi di euro, di 100.000 occupati direttamente o indirettamente con l'indotto, nei macelli, nei trasporti, nella trasformazione. Il fatto che solo per gli abbattimenti adesso siamo già arrivati a oltre 50.000 capi abbattuti, più tutte le restrizioni che subiscono gli allevatori che ricadono nelle varie zone di restrizione, per cui non puoi più movimentare gli animali, non puoi più ristallare gli animali una volta che li hai mandati al macello, quindi se hai un mutuo da pagare e il tuo allevamento non può lavorare, non può produrre, si innesca un circolo vizioso di crisi economica all'interno del comparto, che è molto, dannoso. Fate conto che le associazioni di categoria stimano in 30 milioni di euro al mese i danni solo per la mancata esportazione verso quei paesi, penso alla Cina, al Giappone, a Taiwan o alla Corea, che hanno bloccato le importazioni causa peste. Guglielmo, scusami, ti interrompo un attimo, perché mentre anche un anno fa, ormai da questo in ballo da tempo, si riempivano i titoli di giornali, non solo pagine agricole, non solamente le riviste del settore, non veniva pubblicato solamente il comunicato dell'associazione di categoria. Adesso sembra quasi passato di moda, ma la situazione è molto più grave adesso, perché proprio quello che noi dicevamo era: va bene, dobbiamo risolverla. Adesso nei boschi è un problema dei boschi, un problema ambientale, un problema per la popolazione di cinghiali che viene sterminata dalla peste suina, e il numero dei cinghiali naturalmente ne è complice di questo massacro, perché se gli individui comunque fossero meno sarebbe sicuramente meno trasmissibile e più gestibile anche da parte dell'uomo. Ma adesso siamo nella fase catastrofale, cioè adesso dovrebbe essere titoloni dei giornali, invece o c'è l'assegnazione o non fa più notizia. Come la vedete?
Guarda, in verità vedo che qualche telegiornale, Sky, reti Mediaset anche, o Rai hanno fatto degli articoli, perché adesso inizia ad avere una portata economica pesante, anche solo per i ristori che non si sa se verranno dati, abbiamo la speranza che vengano dati agli allevatori che entrano nelle zone di restrizione, che l'allevatore che entra in una zona di restrizione va dall'obbligo di abbattimento di tutti i capi, se ad esempio è a 3 km da un focolaio attivo, fino a blocchi di movimentazioni, al fatto che non può più fecondare le scrofe, quindi proseguire col suo ciclo riproduttivo dell'allevamento. Cioè parliamo di qualche centinaio di milioni di euro di danni che ci sono già oggi direttamente tra le mancate esportazioni o i danni diretti che subiscono gli allevatori che rientrano nelle zone di restrizione. Adesso l'informazione viene anche gestita abbastanza correttamente, perché la prima cosa da dire sempre quando si parla di peste è che non è una malattia rischiosa per l'uomo, certo, quindi non si devono creare delle fobie per cui non consumo carne di maiale. Se la carne di maiale che arriva sulle nostre tavole è ipercontrollata, ipersana, l'uomo non rischia nulla. È per tutto quello che gravita attorno. Un esempio di un tema di cui pochi parlano: cioè noi dai suini estraiamo l'eparina, estraiamo l'insulina, quindi ha una connessione molto importante anche con il comparto farmaceutico. Pensiamo ai pellami che vanno dentro le nostre scarpe. Pensate, questo non ne parla nessuno, la gelatina che compone le caramelle gommose è ricavata dal suino, dal derma del suino, per cui è un animale fondamentale nel ciclo economico e produttivo di tutto. E la peste suina... Io faccio la barba ogni mattina con il pennello da barba in pelo di suino. E quindi, però... Diciamo che non è una trasmissione questa qua vegan friendly, devo dire la verità. Il bollino non ce lo possiamo mettere. Noi ci occupiamo di questo. Poi lo dice a me che vengo dalla Calabria di dire che il maiale fa schifo, ma stai scherzando? Cioè, a me dalla Calabria, a lui dall'Emilia Romagna, a noi due osate dire che il porco fa schifo? Golo, per favore, sono qualcosa tu. Io che sono un agripopulista sono un vostro affezionato ascoltatore. Bene, ora a parte questo lato diciamo, insomma, che ci vuole per stemperare, capisco molto bene la situazione. L'unica cosa che si deve fare immediatamente e che, come dire, toglie anche da grandi responsabilità gli allevatori, perché poi davanti a quello che succede si punta il dito contro l'allevatore, si dice l'allevatore non ha fatto la biosicurezza. Invece, come vi ho spiegato prima, uno può anche avere un allevamento blindato a livello sanitario, che un uccello, una mosca, un topo ti porta dentro il problema. La cosa che doveva fare lo Stato, che non ha fatto, partendo da come dire, secondo me il grande responsabile dell'inefficienza iniziale, che fu il ministro Patuanelli del Movimento 5 Stelle, che davanti alla peste suina parlava di metodi ecologici per contenere il cinghiale. La cosa da fare è abbattere i cinghiali, depopolare il nostro territorio dai cinghiali, e questo è stato fatto e si sta facendo, però in modo troppo poco vigoroso, perché, come diceva giustamente Lorenzo, il conteggio è una cosa estremamente semplice. Se ci sono 100 cinghiali, ci sono 100 possibilità di trasmissione. Se ce ne sono 50, noi le abbiamo dimezzate. E sugli abbattimenti dei cinghiali, cioè sul contenimento della fauna selvatica, che per noi della Lega è sempre stato un tema cruciale nella nostra battaglia politica agricola, si è fatto troppo poco e si sta facendo ancora troppo poco. Sì,
Ma mi viene anche da dire, Guglielmo, il grande problema, poi l'ha arrivato anche Antonino, sta cosa, stavamo parlando prima di programmazione, di infrastrutture, però siamo sempre lì, il nostro Stato è in stallo molte volte, a parte i no ideologici, no? E anche lì sull'abbattimento, io mi ricordo quando si è parlato all'inizio anche, non solo naturalmente avrebbe fatto a livello italiano naturalmente una gestione intelligente della fauna selvatica, quindi con la testa, ma quando c'è stato i primi focolai, se noi avessimo avuto la possibilità, senza aver avuto anche tutte quelle battaglie ideologiche contro, di realmente, ora perdonatemi una parola brutta, ma fare quasi tabula rasa in quella zona, cioè cercare realmente di eradicare, di purtroppo fare un abbattimento anche pesante, noi avremmo risolto, ma purtroppo queste cose, vedete, a me mi fa incazzare la parola, perdonatemi il francesismo, quando andiamo a seguire per tutte le cose la comunità europea e proni, accettiamo qualsiasi cosa ci arrivi. Poi quando la comunità europea ci dice, perché è la prima che ti dice che devi produrre, devi fare l'eradicazione della malattia, perché è un problema italiano, un problema regionale, un problema europeo, perché poi naturalmente cominciano anche a cagarsi addosso, perdonatemi di nuovo il francesismo, anche gli altri stati limitrofi, perché poi naturalmente hanno sì, questa malattia può andare in altri paesi e provocare gli stessi danni. L'abbiamo visto con il discorso Xylella in Puglia, no? Il fatto di non voler abbattere prima pochi ulivi, no? Ma malati perché il complottismo, quell'altro che prendeva il quello deputato che di 5 doveva Stelle, fargli il bagno col sapone, Ciampolillo che prese la residenza sull'ulivo, cioè noi siamo sempre lì che per non fare un intervento drastico, pragmatico, intelligente, immediato in quella zona che portava a salvaguardare ad esempio tanti cinghiali che invece dovranno essere abbattuti o comunque all'esterno, adesso in questa zona molto più grande, per non avere il pragmatismo, la velocità di intervento e andare molte volte dietro ai no ideologici di persone che non sanno niente della materia, perché poi troviamo di fronte a persone che ideologicamente, col sentimento che prende tutti noi, e perché nessuno è un carnefice, però devi ragionare per cosa è meglio per l'ambiente, per la salute, per l'uomo, per le attività produttive, cioè c'è una serie di fattori. Dovreste andare avanti come un treno, e se noi avessimo fatto questi interventi, io penso alla Xylella in Puglia, ma penso anche, facendo anche dei mea culpa dal punto di vista politico, perché poi troppe volte andiamo anche noi dietro ai no dei vari comitati, magari giusti a volte, però a volte veramente presi solamente in maniera ideologica, ci ritroviamo a dover poi trovarci davanti a un massacro dei cinghiali a livello italiano, perché stanno morendo e questa malattia terribile sta infettando tutta la parte della fauna selvatica. Quindi questo che ti chiamo Guglielmo, riusciremo secondo te, e c'è per te, sono tempi maturi per una classe dirigente, ti faccio una domanda diciamo di livello più alto rispetto a quello di cui abbiamo parlato adesso, ma il tuo pensiero, riusciremo ad avere di fronte una classe dirigente che usi un po' la testa, senza andare nel populismo, senza andare nei sentimentalismi, ma essere pragmatici, come molte volte agiscono gli altri paesi? Penso ai paesi anglosassoni, che tanto vituperati per tante altre manie woke che hanno, però su queste cose molte volte vanno dritti come i treni. Ma la classe dirigente esiste, perché ad esempio il commissario che è stato nominato adesso a gestire la peste suina, il dottor Filippini, è il massimo esperto di peste suina in Italia, è quello che sui tavoli europei ha trattato la tematica della peste suina, è quello che ha seguito e gestito l'eradicazione della peste suina in Sardegna. Mi viene da dire che questa persona qua, che era già presente 2 anni fa quando c'è stato il primo focolaio, era da mettere già 2 anni fa. Invece gli appetiti politici hanno voluto che si mettesse una persona sicuramente capace e brava nel suo lavoro, però il direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, che come tecnico, come figura tecnica, si occupava di sicurezza alimentare, non di malattie infettive sui selvatici. Poi quando è arrivato Lollobrigida, visto che questa nomina non apparteneva a lui, ha voluto fare il commissario e ha messo un commissario che non si è dimostrato all'altezza. Diciamo che esistono le figure giuste, bisogna metterle al posto giusto, ma quello che serve è una forte volontà. Allora, quando noi parliamo di abbattimento dei cinghiali
per contrastare la peste suina, non parliamo di attività venatoria, parliamo di controllo faunistico. In questo caso anche di un controllo per motivi sanitari in una condizione di emergenza, e in una condizione del genere bisognerebbe usare tutte le armi a disposizione, armi sia intese come armamenti che come anche che andiamo a fare gli abbattimenti dei cinghiali non con armi silenziate, per cui quando si è sparato al primo cinghiale gli altri hanno sentito la fucilata e non stanno lì ad aspettare di ricevere una pallottola e di essere però avanti a l'uso di armi silenziate. Sull'esercito ne abbiamo parlato. Siamo fortunati. Nel caso mi sentite? Sì, adesso ci sentiamo meglio, vai. Così è meglio? Sì, vai. Dell'esercito si è paventato l'utilizzo, si è citato l'utilizzo dell'esercito, ma noi non abbiamo ancora iniziato a utilizzare le forze armate per fare gli abbattimenti, per fare la raccolta delle carcasse, perché è un qualcosa di estremamente Guglielmo, ti sentiamo male, Guglielmo. Il concetto comunque mi sembra chiaro. Cioè, non utilizzare delle armi che con il loro scoppio fanno rumore, perché sennò allontanano ulteriormente gli altri. Però vedi, molte volte questi argomenti, io tanto prego regia, se me lo recuperiamo, comunque ci aggiorneremo, Guglielmo, nelle prossime puntate, ti ringraziamo. Ora mi dovreste sentir meglio. Sentir meglio. Ti sentiamo, vai. Concludi, Guglielmo, che poi dobbiamo passare ad altro argomento, quindi ti prego di essere abbastanza vi conciso, dicevo vai. che su una tematica del genere esistono, serve una volontà ferrea, e mi sembra che non siamo ancora nell'ottica di dire utilizziamo l'esercito, utilizziamo tutti gli strumenti necessari per ridurre il numero di cinghiali e quindi per ridurre il rischio. Io mi auguro, visto che è stato costituito all'interno della struttura commissariale, sono stati nominati dei vicecommissari, alcuni di questi li conosco, uno è un tenente colonnello dell'esercito, un altro è un veterinario dalle competenze in materia di malattie infettive selvatiche estremamente di livello. Mi auguro che si siano poste le basi perché appunto questa volontà ferrea, queste azioni determinanti e determinate possono avvenire, cosa che finora non è stato. Certamente. Grazie sempre, Guglielmo. Guarda, se poi naturalmente vedremo se mattina o pomeriggio come andrà il palinsesto di Radio Libertà, comunque ci risentiremo, almeno ci potrei parlare e naturalmente tutto questo frangente, e sapendo naturalmente cosa stai vivendo col pathos di una pestilenza ai confini anche dei tuoi allevamenti e comunque della tua attività, con tutto quello che ci hai investito, la passione che ci metti, capiamo naturalmente lo sforzo che stai mettendo in queste battaglie. Grazie Guglielmo Gollinelli. Ciao Guglielmo. Grazie a voi. Grazie. Ciao. E allora Antonino, che si dice? Dimmi. Che si dice? Volevo chiederti una cosa, ma che sappiamo? Notizie dal Savonarola? Notizia Savonarola è fermo in questo momento perché qua in Liguria ieri ha fatto libeccio, quindi oggi si mettono a posto un po' le reti, si mette a posto il magazzino, siamo quasi a fine stagione, quindi gli ultimi lavori e poi si prova stasera e la stagione purtroppo durerà ancora poco, penso, perché fra il tempo, fra i pesci, ormai stanno diventando sempre più corte, comunque si è portata a casa la stagione, quindi dai liguri dico tra poco purtroppo stringiamo la cinghia sulle acciughe nostrane, insomma, come ben sapete un periodo si mangiano dal primavera all'autunno, siamo proprio all'inizio dell'autunno, penso che comincerà a sospendersi la pesca verso ottobre. Questo però è una cosa bella, Antonino, perché a parte quello che può cambiare nell'ambiente, per il clima, per le stagioni, che poi sono sempre state, diciamo, un po' pazzerelle, però diciamo negli ultimi anni abbiamo visto
qualche modifica l'abbiamo vista, che sia deputata ai cambiamenti climatici o no, per negazionisti o no, insomma questo non è da specificare, però sicuramente le stagioni cambiano e mutano molte volte, anche naturalmente il comportamento dell'acciuga e le migrazioni dell'acciuga, ad esempio questo piccolo pesce pelagico che si gira in parte del Mediterraneo. Però la cosa bella è la sospensione della pesca deriva da veramente una pratica tradizionale. Vedi, ci sono tanti regolamenti europei che ad esempio non prevedono questa cosa, no? Quindi non ci chiede l'Europa, non ce lo chiede lo Stato italiano, ma noi ci fermiamo d'inverno. Le acciughine piccole rimangono, diciamo, a passarsi l'inverno belle tranquille, le nate non rischiano di essere pescate perché naturalmente gli areali si mischiano, quindi le piccole acciughe escono e stanno, diciamo, si rischia di prendere un bait catch, quindi una cattura accidentale di tante acciughine piccole, e quindi la marineria di solito, soprattutto per chi pesca le acciughe con la lampara, si ferma durante il periodo invernale, si sta a casa, si mettono a posto le reti e si aspetta che queste piccole acciughine possano fare la propria vita e arrivino all'età riproduttiva, così da garantire naturalmente il fatto che possano vivere e naturalmente riprodursi e garantire naturalmente, a parte per l'ambiente, ma anche la risorsa ittica per noi pescatori. E allora sono le 11:30, andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo con la Sicilia. A tra poco. Prima abbiamo però Eugenio Finardi, la canzone dell'acqua, 1993. A puntino proprio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. A voi la linea. Grazie Andrea e rieccoci sulle magiche onde di Radio Libertà, Chilometro Zoom con Antonino Danna e Lorenzo Viviani. Vi ricordiamo tra l'altro di visitare radiolibertà.net, che è anche un quotidiano online, quindi fesso chi non lo legge, perché ci trovate invece roba di primo livello, ci trovate liberamente il direttore Giovanni Sallusti, i giornali visti da Giulio Cainarca, Vittorio Feltri, le firmissime, le videopillole. A proposito, permettete, solidarietà al ministro Valditara, lo posso dire? Perché se io adesso da questo microfono
Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Dillo perché guarda, Sì, è pazzia, vai. ecco, se io ora da questo microfono dicessi che il signor XY, onorevole di sinistra, è un bersaglio mobile e dovrebbe essere abbattuto, ecco, molto probabilmente, anzi sicuramente, XY telefonerebbe ai carabinieri, verrebbero a prendermi e di me si perderebbero le tracce. No, non si Vabbè, perdere le perderebbero le tracce, siamo tracce. mica in Sud America, scusa. Grazie a Dio no, però finirei certamente davanti a un giudice, il quale davanti a una minaccia del genere è chiaro che applicherebbe il codice penale, eccetera, eccetera, e probabilmente dovrei andare in galera e dovrei anche risarcire l'onorevole XY. Invece qui c'è un signore, un docente, tale Cristian Raimo, il quale si permette di dire delle cose molto pesanti sul conto del ministro Valditara, e io mi domando per quale motivo questo signore quantomeno non sia stato cacciato da tutte le scuole del regno, come si diceva prima del Assurdo, ma 1946. perché minacciare, insultare uno di centrodestra è lecito, cioè, non è una minaccia, e poi voglio dire, anche il suo capisci? capo, tutto sommato, quindi se io insulto il mio capo, se io ora insulto Giulio Cainarca, se io insulto Giovanni Sallusti, giustamente mi cacciano, giustamente. No, ma no, è una limitazione della libertà. Lui però è una limitazione della libertà di espressione, Antonino. Devi dare la libertà di queste cose. Guarda, siamo alla frutta. Ma parlando di frutta e parlando naturalmente sempre di agricoltura, parliamo di cose serie. Perdonami Antonino, perché Sì, questa cosa mi ha esatto. fatto troppo incazzare stamattina. Abbiamo al telefono un caro amico, è diventato un amico in queste lunghe settimane in cui abbiamo parlato di Sicilia, ci siamo tenuti in contatto anche per altre tematiche, il dottor Vincenzo Valenti. Ciao Bentornato. Vincenzo. Buongiorno, bentrovati. E allora ci siamo lasciati un mese fa con la situazione ancora in piena, diciamo, evoluzione, quindi sempre problemi in Sicilia, caldo, siccità, code ai pozzi. Io so per certo comunque delle richieste della Regione Sicilia e anche tutte le varie richieste di deroga per attrezzarsi con dissalatori, quindi la situazione sicuramente magari insomma, non so, ce lo direi te, però è in evoluzione, ma non mi sembra migliorata tantissimo. Esattamente, allora è in evoluzione, hai detto bene tu, via ai dissalatori, sarà un procedimento, comunque un iter abbastanza lungo, l'emergenza purtroppo, ahimè, nonostante le piogge degli ultimi giorni, non è passata, quindi siamo ancora in emergenza idrica in realtà. Qualcosa è cambiato perché si sono abbassate le temperature, questo ci aiuta da un punto di vista climatico a soffrire meno con quelle che sono le esigenze idriche. Stiamo attraversando questo mese con un bando della Regione Sicilia che cerca di aiutare per quel che si può con uno stanziamento di 15 milioni di euro le aziende agricole, ma anche gli enti pubblici che ne possono fare richiesta per quanto riguarda la possibilità di captazione di nuove riserve idriche, quindi la possibilità di realizzare o comunque ripristinare quelli che sono pozzi o laghetti. Ci darà una mano d'aiuto, speriamo nell'immediato, se riusciremo a realizzarli, perché capite bene che andiamo incontro al periodo invernale, autunno e inverno, quindi le piogge già sono arrivate, non sappiamo se in realtà potrà essere realizzato tutto ciò in questo periodo prossimo. Hai detto bene Lorenzo, c'è il via ai dissalatori, però anche questo è un progetto a lungo termine, sicuramente non in questo momento, non in questa emergenza. Abbiamo la provincia di Agrigento ancora assetata, avete un po' visto dalla cronaca dei TG, situazione drammatica, da mesi non ricevono l'acqua dalla rete pubblica. Perché? Perché gli invasi ancora purtroppo non si sono nemmeno un po' riempiti.
Questo perché nelle zone costiere gli eventi piovosi sono stati violenti, quindi l'acqua diciamo che sì è venuta giù, però con queste bombe d'acqua capite bene che è andata tutta su scorrimento e ben poca ne è stata trattenuta. Qualcosina è rimasto, il lago di Pergusa ha un pelo d'acqua, il famosissimo lago di Pergusa che era diventato un po' il simbolo di questa crisi idrica di quest'estate. Quindi questa è un po' la realtà. Abbiamo iniziato la vendemmia con un bel po' di periodo di anticipo, i risultati non sono eccellentissimi, qualitativamente mi dicono di sì, quantitativamente ovviamente no, ma era nel conto anche questo. Situazione olivicola, ve l'aggiorno pure, personalmente da più di 2000 piante di olivo che coltiviamo nell'azienda di famiglia, ben poco si potrà raccogliere. Io sono convinto che non raccoglieremo quasi nulla perché purtroppo oltre il danno della crisi idrica che ha mandato in sofferenza le piante, quel pochissimo che si vede ancora sulla pianta, la mosca dell'olivo sta facendo il suo lavoro, e quindi io sono convinto che da qui a quello che è il periodo della raccolta, che passerà ancora circa un mesetto, ben poco troveremo. Quindi questo è il panorama. Di carica o di scarica? Allora, considerate che noi ha 2 anni che soffriamo la siccità. L'anno scorso le piante comunque hanno prodotto, comunque c'era una qualità anche nell'olio. Quest'anno non era un anno di scarica, però capite bene che io sono sceso giù in azienda 20 giorni fa. La pianta era in totale sofferenza, per farvi capire aveva le foglie chiuse, quindi cercava di ridurre al minimo l'evapotranspirazione, per cui era in un fortissimo stress idrico. Noi non abbiamo risorse idriche per poter irrigare nemmeno con un'irrigazione di soccorso, perché è un oliveto in asciutto, per cui diciamo che così come la stragrande maggioranza della tipologia di oliveto in asciutto sono in sofferenza. Quindi questo è il panorama che purtroppo ci porteremo dietro fino alla fine di questo anno 2024. Confidiamo in quella che è la stagione autunno-vernina per poter ricevere acqua dal nostro cielo, e speriamo di poter cambiare quella che è questa situazione drammatica che abbiamo vissuto e che ancora purtroppo stiamo vivendo. Ecco, mi permetto, ovviamente senza nulla togliere alla professionalità del dottor Valenti, mi permetto di spiegare ai nostri ascoltatori perché abbiamo parlato di anno di carica e di anno di scarica, perché l'ulivo nella sua attività, nel suo arco di vita, ha una produzione, diciamo, con un andamento sinusoidale, cioè un anno ha un picco e quindi produce al massimo, e questo appunto è il cosiddetto anno di carica. Dopodiché l'anno dopo la produzione scende e quello è il cosiddetto anno di scarica. Ora voi vi rendete conto, da quello che ha detto il dottor Valenti, che qui c'erano le premesse per fare bene, perché appunto era l'anno di carica, ma tutto questo ha sostanzialmente distrutto un'annata che poteva essere fonte di produzione e quindi poteva essere anche maggiore produzione, maggiore resa percentuale dell'olio e di conseguenza un prezzo più basso. Questo significa, mi corregga se sbaglio, dottore, significa che noi al supermercato l'olio d'oliva prodotto in Italia, intanto ne troveremo di meno dove se ne farà, se se ne farà, e quello che c'è, che è rimasto sempre il prodotto italiano, salirà fortemente di prezzo. O mi sbaglio? No, esattamente. Voi considerate che il prezzo medio lo scorso anno dell'olio, parliamo di olio d'oliva, attenzione, perché poi quando si parla di olio Evo, extravergine di oliva, c'è di tutto e di più, però noi diciamo la nostra produzione, ciò che viene molito al frantoio, l'anno scorso aveva un prezzo medio di 10 euro al litro. Quest'anno chi ha avuto la fortuna di conservarne qualche quantità dello scorso anno lo sta già vendendo a 12 euro litro. Io ho parlato con alcuni frantoiani,
se produzione ci sarà, avrà, almeno loro ipotizzano in questo momento, un prezzo che saremo attorno ai 15 euro litro, ma parliamo di 15 euro litro frantoio, quindi un prodotto sfuso. Queste sono le previsioni che perlomeno si stanno un po' delineando. 15 a frantoio significa che se io lo vado a cercare sullo scaffale del supermercato me lo danno a 16,50 17 allora. Sì, se è quell'olio sì. Poi lì c'è tutto un mondo. Sì, certo. No, noi stiamo parlando di olio vero, olio prodotto in Italia, non stiamo parlando ma di non meno di quello. Ecco, una domanda ti faccio io, Vincenzo, perdonami, è: secondo te ora, naturalmente tu hai fatto un'analisi della situazione e ci hai detto anche un po' di interventi che si stanno facendo. Ci sarà una parte, ne abbiamo già parlato, legata in sede privata, legata a quello che dovranno essere i ristori, quello sarà probabilmente una pagina importantissima, però c'è da dire che i ristori sono importanti, ma bisogna non ricaderci. Scusami Antonino se batto su questa cosa, ma io sono stufato di avere uno Stato che è sempre inefficiente nel dare le risposte. Quindi ecco, riusciremo, ti faccio la domanda che ho fatto prima a Gollinelli per la peste suina, riusciremo secondo te a trovarci una situazione, augurando alla Sicilia, a tutto il paese, naturalmente una stagione climatica diversa che possa essere proficua per il mondo agricolo, un buon 2025, ma riusciremo secondo te a munirci degli anticorpi, quindi fare quelle infrastrutture, fare quegli interventi che ci diano la capacità di almeno cavarcela in questi casi? Non dico che uno deve uscire, se una nata siccitosa, ma se gli israeliani hanno fatto fiorire un deserto, noi potremmo fare fiorire la Sicilia copiando qualcuno? Cioè, la domanda da $milioni, ma tu sei un tecnico, quindi la faccio a te. Lorenzo, io sono fiducioso, nel senso, vedi, noi abbiamo un dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia che è un tecnico, che è il dottore Dario Cartabellotta. Lui molto bene, fra parentesi. E fra parentesi, scusami, ti interrompo, adesso dovreste avere un assessore che è esperto proprio nell'idraulica, diciamo, agricola, quindi le carte e regole ce l'hanno un po' tutti, insomma. Esattamente, il dottore Cartabellotta insieme a tutto quello che è lo staff e l'assessore hanno preannunciato l'uscita di un bando che graverà sui fondi comunitari, che è una misura che è la 5.1, che darà la possibilità su ampia scala rispetto a questo bando con fondi regionali di poter intervenire nelle aziende agricole con infrastrutture un po' più corpose. Io spero che da qui a un anno noi ci possiamo risentire con delle belle notizie, che sono quelle che queste infrastrutture che noi stiamo immaginando e che io da tecnico sto cercando di progettare insieme alle aziende agricole, diano quello sprint, quell'input che ci possa garantire anche in periodi di siccità come quelli che abbiamo vissuto e che stiamo purtroppo ancora vivendo, di poter sopperire a tutto ciò. Noi stiamo realizzando, guarda, un lago con cui ho avuto la possibilità di partecipare nella progettazione, in un'azienda agricola del Misseno che tanto si è battuta sui social e sugli organi di stampa. Non ti faccio il nome per correttezza, però è stata una delle persone che ha sofferto tantissimo nell'entroterra siciliano e che ci ha creduto, e stiamo realizzando quest'opera aziendale e guarda, ti posso dire che l'altro giorno, quando è arrivata la prima pioggia, già noi siamo in fase di costituzione di questo lago, questa persona mi ha chiamato, poi queste cose Lorenzo ti lasciano dentro anche da un punto di vista professionale tanto, mi ha ringraziato per quello che noi stiamo facendo. Io spero che le aziende siciliane capiscano l'importanza nel creare queste infrastrutture, ci credono, ma ci credono per realizzarle, e allora poi fra un anno veramente avrò, penso, il piacere di risentirvi e comunicarvi tutti i cambiamenti che io credo e spero si possano realizzare. E ci piace questa fiducia, Vincenzo. Speriamo naturalmente, e confidiamo soprattutto nelle istituzioni. Purtroppo la storia di questo paese ci fa, insomma, avere un occhio un po', diciamo, sbarrato e interlocutorio, con un bel interrogativo
piazzato sulla fronte, però può darsi, e speriamo naturalmente che la marcia sia realmente cambiata. Io ti ringrazio Vincenzo, e naturalmente quando vuoi sei il nostro ospite per portarci degli aggiornamenti freschi dalla tua bellissima regione. Grazie Vincenzo. Grazie a voi, grazie, a risentirci. E allora Antonino, che belle sorprese. Belle sorprese, che bello. Quando mi fai l'agronomo, l'agrotecnico, che mi parli di annata di carica, di scarica, ho un brivido per la schiena, guarda, mi emoziono quasi un po' mi eccito quasi. No, io ne zappavo 160, lui ne ha 2000, quindi le proporzioni sono che io sono il nano Bagonghi e lui è Mike Tyson. Però te la romanzi. Però qualcosina l'ho imparata anch'io, dai. Tu la romanzi. Quando mi descrivi la tua moto zappa, motore 2 tempi, il fumo olioso che c'è fuori. Universal 10, per la precisione, del 1974, ce l'hanno rubata. Ce l'hanno rubata. E aveva già 30 anni quando ce l'hanno rubata. Che è un cimelio alla fine, era un cimelio. Sì, ma perché... Ti porterò, anzi, li approfitto per salutarli, che hanno non sono agricoltori, ma sono veramente delle persone fenomenali, con un gruppo di persone che fanno da mangiare, delle feste meravigliose, delle sagre meravigliose, e tengono in piedi una comunità qua vicino alla Spezia, i Trebbiatori di Sarzana. E ora me lo stai dicendo. Devi venire a vedere i trattori che hanno d'epoca, degli anni 30, 40, e tu vedi questi motori i bilandini a testa calda, quelli che devi scaldare realmente, esatto. perché per provocare meravigliosi, con dei volani, perché poi il gioco lì lo faceva letteralmente il volano, no? Quindi era innescare il movimento, quindi c'erano questi volani giganteschi, guarda, un'emozione, e li rifanno ancora con le ruote in ferro, fra parentesi, le ruote in ferro che quando sgommano praticamente fai un solco nel terreno che non ci esci più, no? Quindi meraviglioso, devi venirle a vedere perché sono meravigliosi. Se tu mi inviti, io inforco la mia Alfa Romeo. Adesso tutto questo l'abbiamo elaborato per parlare dell'Alfa Romeo di Antonino. Raccontaci, dato che sul garage della Fista ne avrei parlato, ma voglio sapere questi mesi come l'hai passato di nuovo al volante della tua Alfa Romeo, questi pochi minuti della trasmissione. È stato come ritrovare le gambe, perché non ero più abituato. Io ho ripreso l'autostrada, all'inizio nemmeno riuscivo, diciamo così, a gestire le dimensioni alla macchina, perché 4,72 m per 1,80 m spazio ne richiedono. Detto ciò, poi ormai siamo abituati a telecamere, sensori, pirulì, invece quelle macchine lì... qua è stimalo tu. Però devo dire la verità, insomma, un bel ritorno, la libertà, avere l'automobile è la libertà, l'automobile è un prodotto di libertà, e il XX secolo è stato il secolo dell'automobile. Mi dispiace per le generazioni attuali che non hanno più alcun entusiasmo, alcun interesse nell'automobile, preferiscono l'elettronica, preferiscono andare in giro con quei cosi a pile, ma l'entusiasmo di tornare in strada a umiliare qualcuno col BMW non apprezzo. Non apprezzo. E va bene così, Sì, non vedremo mai al volante di una macchina elettrica o di un monopattino elettrico. Tanto no, ma io piuttosto brucio la patente e vado a piedi, ma stai scherzando? Io non sono integralista come te, lo sai che... No, ma ti devo dire la verità, invece io sono per le cose pragmatiche giuste. E io guardo sempre popolazioni più intelligenti di noi, tipo i giapponesi. I giapponesi usano l'elettrico il giusto che serve. La Toyota ha investito, ma perché glielo richiedevano i parametri, ad esempio, europei. Tante macchine non arrivano in Europa perché adesso i nostri parametri sono talmente intransigenti che, ad esempio, la Mitsubishi per il mercato europeo, ad esempio, fa poco e niente, no? La Toyota ha dovuto fare una parte di elettrico, ma usa, ad esempio, il plug-in, usa l'elettrico, soprattutto per recuperare l'energia cinetica, che è la cosa più intelligente in assoluto, cioè recupero l'energia che andrebbe persa in frenata. E quello lì, devo dire la verità, secondo me è una cosa
poi magari ingegneristicamente parlando non sono così esperto, però mi dà un senso di intelligenza e pragmaticità. E poi c'è tutto il resto del tema che, insomma, sai, ne abbiamo sempre dibattuto. Insomma. Però Ma guarda, comunque... te è diverso, te non vai più sul pragmatico, te sei come quello fissato con l'elettrico o fissato col motore. Ormai te è uno schieramento, te devi bruciare combustibile fossile. Sì, Se ti dice, sì, guarda, questa macchina elettrica è perfetta, funziona, dico, no, io voglio avere qualcosa di fossile, anzi, guarda, se tu sapessi... Anche il biodiesel non voglio. Ma se tu sapessi la goduria di imbarcare 50 euro di benzina stamattina, sentire quella pompa che fa... Sei perverso. Lo sai, e tu dici, che goduria, dinosauri morti, sì, roba del Pleistocene. Sei perverso e politicamente scorrettissimo. Roba del Pleistocene che tra poco entrerà in 6 camere di scoppio emisferiche e mi spingeranno a ogni volta che Antonino Danna c'è un ecologista che muore, cioè, ogni volta che parli fai un caduto sul campo nel settore ambientalista. Comunque per adesso non ho ancora superato i 180 all'ora, mo che mi ci fai pensare. In pista per favore Antonino, per favore. Ero arrivato a 2,45. Stati sbagliati in radio. Sull'ambientalismo te lo scuso, sull'ambientalismo scherziamo e diamo un abbraccio naturalmente a tutte le associazioni ambientaliste che ci vorranno fare causa, però detto questo, a te soprattutto, non al sottoscritto che si reputa comunque sia un amante del green, segreto soprattutto, però detto questo, sulla velocità non si scherza, andate piano che non serve il rombo dei cavalli, anzi io metterei proprio, diciamo, la macchina che non può andare più forte di un tot. Pensa quanto ora come ora infatti alcune case automobilistiche, non diciamo quali per fare pubblicità, ma io per esempio guardavo Quattro Ruote e ci sono almeno un paio di case automobilistiche europee, una francese e una svedese, che non hanno più in listino modelli capaci di superare i 180 km/h. Non ne hanno più. Vabbè, io dico questo, la potenza ora, al di là della velocità massima, tutto quello che vuoi, la potenza fa parte della cosiddetta sicurezza attiva, perché c'è una manovra che più è veloce e più è sicura, e quella manovra è il sorpasso. Voi non potete vegetare... Mi piaci come te la vendi, ma a parte con no, è la verità, no, ma prova tu sull'Aurelia... Prova tu sull'Aurelia a fare un sorpasso piano piano e vediamo se ne esci vivo. Ma sono sicuro, ma io invece te lo dico, io confido che io sono, da questo punto di vista, sono per la libertà di un popolo intelligente. Purtroppo a me dispiace constatare che c'è sempre pieno di idioti. Il fatto che siamo ripieni di imbecilli, di ragazzini che si fanno i video con auto sportive, fortunatamente sono stati imposti anche limiti sull'utilizzo di macchine di grossa cilindrata per i ragazzi troppo giovani, e lo ritengo una cosa sacrosanta. Sì, quello sì, ampiamente. Però il grande problema è che, essendo una massa di idioti molte volte, purtroppo, e mi ci metto in mezzo io, non è una critica da ex politico, ma mi ci metto io in mezzo come umanità, purtroppo sempre che sta andando verso un degrado totale, questo è un mio parere personale, purtroppo ci ritroviamo di fronte a chi mette i limiti, soprattutto anche molte volte anche limiti assurdi, che è giustificato da metterlo, perché purtroppo siamo sempre di fronte a persone più deficienti che fanno cose sempre più pazze, anche sul discorso dei pattini. Quindi purtroppo io non sono per i limiti, lo sai, ne abbiamo sempre parlato, anche quando la Comunità Europea mi impone una dieta, come se fossi un bambino piccolo, e devo non io capire che mi fa bene mangiare una cosa, ma chi mi impone, cioè io dovrei essere culturalmente in e rispettare il prossimo. Invece, allora ti dico questo, a proposito di limiti assurdi. Allora, a proposito di limiti assurdi, io ho dovuto fare una toccata e fuga a Sanremo, come tu sai, qualche giorno fa. E naturalmente, dopo alcuni anni in cui io non frequentavo l'autostrada dei Fiori, chiaramente ho dovuto vedere un po' come fosse la situazione. La situazione era in questi termini qua. Ed era... Ti senti, Anto? Ora sì, ti sento. Okay. La situazione era in questi termini qua. I francesi corrono e se ne fottono di tutti i limiti italiani, e l'autostrada è un cantiere perché stanno facendo lavori, ma soprattutto la cosa che io ho notato
A un certo punto tu vedi che c'è il cartello controllo elettronico della velocità. Fai 2-3 chilometri, in una curva, per esempio, tu ti trovi messo sul lato destro il cabinotto, quello blu dell'autovelox, non segnalato. Allora uno rallenta ulteriormente, a parte il fatto che piazzare il cabinotto in da quelle parti significa cioè praticamente invitare all'incidente, ma la cosa più particolare è che io ho rallentato volutamente e ho aspettato il cabinotto successivo e mi sono reso conto di una cosa: sono vuoti. Sì, Allora ma non mi sono perso la prima parte. L'autostrada Genova-Ventimiglia. Allora, qui è più onesto, cari amici dell'Autofiori, anziché mettere queste cose che, ripeto, non salvaguardano la sicurezza, queste cose qua, ma sono solo un invito appunto all'incidente, facciamo una bella cosa, visto che gli stranieri se ne fottono bellamente dei limiti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, fate come si faceva sulla vecchia Salerno-Reggio, i cantieri di contenimento. Nei tratti più pericolosi tu all'improvviso vedevi che scendeva il limite, stringeva a sinistra o a destra e tu facevi 1 chilometro a 70-80 all'ora, guardavi sul lato destro e non c'era niente. Venivano fatti apposta delle strettoie che l'ANAS faceva proprio per far rallentare la gente nei tratti più pericolosi dell'autostrada. Allora è più sincero così che non mettermi il cabinotto vuoto. Capinotto, sono le 12, Cosa, ci salutiamo adesso. Ci salutiamo adesso e finisco con una cosa. Vai. Io a Matteo Salvini gli deve dare 1000 anni di buona salute per il semplice e banale motivo perché lui, da ministro dei trasporti, sta facendo una sacrosanta battaglia contro gli autovelox messi col culo o messi per fare soldi. Io vorrei sapere, egregio sindaco di Sanremo, sull'Aurelia bis, dove il limite era 90 all'ora, adesso è stato abbassato a 70 e hanno messo l'autovelox all'uscita della galleria ad Arma in Valle Armea e poi quasi tutto il percorso è 70 all'ora e dopo nel tratto finale sale a 80. Domanda: voi avete abbassato la velocità su una superstrada da 90 a 70 con l'autovelox perché volevate garantire la nostra sicurezza o perché vi servono i soldi delle multe? Io questa è una domanda che giro anche al ministro Matteo Salvini, va bene, ministro dei trasporti, che su questo argomento sta conducendo, a mio avviso, una battaglia sacrosanta. Io sono in controtendenza invece su questa cosa qua, quindi mi prenderò tutti gli insulti dei vari amici che sono in macchina in questo momento. Io ti dico la verità, io rivedrei naturalmente i limiti, tutto, anzi anche le tolleranze, perché molte volte anch'io vengo fregato da quei 5-10, perché poi ci sono quelli tarati malissimo, quelli che non ti danno tolleranza, a volte veramente per un piccolo aumento, una disattenzione, perché sei sovrappensiero in quel momento rischi di prenderti una multa. Però io ad esempio non ho mai capito perché sei obbligato a segnalarli. Ti faccio una domanda, tu sai che non devi andare a rubare, no? Non è che ti devo mettere un cartello che devi dirti guarda che qua ti controllo. Allora io ti dico la verità, che io l'autovelox non dovrei, non ho mai capito perché ci deve essere la volontà di segnalarlo. Io sono Ma tu lo sai che cosa significa inchiodare a 140 all'ora? Ma non vuol dire, ho capito. Inchiodare a 140 all'ora. Ma non devi andarci. Se c'è 130, non ci devi andare a 150. Ma tu, no, quello lì il discorso. Perché ora ti spiego perché. Jingle e torniamo subito. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci qua. Allora, prima del video di Antonino Danna. Sì, perché prima del video che vedremo tra poco e di chiamare Alessio Musella vorrei chiudere questa querela. I limiti in Italia sono stati messi nel 1974, il primo limite era 120 all'ora per farci risparmiare la benzina. Nel 1974 le macchine che arrivavano a superare i 140 all'ora si contavano sulla punta delle dita. Pensate che addirittura c'erano auto in vendita in Italia che avevano 3 marce, no 4, 3 ne avevano.
Nel 1977, mi pare, passata l'austerity, il limite è stato alzato a 140, è rimasto negli anni 80 140, fino a quando Enrico Ferri, ministro dei trasporti, pace Vicino di all'anima casa, sua, Pontremoli. ecco, pace Qua all'anima vicino. sua, ebbe la famosa Che idea penso venga ricordato soprattutto esatto, per questo. mise il limite di 110 all'ora per le piccole cilindrate e poi finalmente col codice della strada del 92 è stato messo il limite di 130 all'ora. Allora, il problema qual è? Posto che Matteo Salvini, al quale, ripeto, io auguro 1000 anni di vita in ottima salute per quello che sta facendo, soprattutto col nuovo codice della strada, Salvini ha previsto anche la possibilità di alzare sui tratti autostradali a 3 corsie a determinate condizioni il limite fino a 150 all'ora. Per quale motivo? Per un semplice e banale motivo. Oggi le automobili che riescono ad arrivare a 180-200 all'ora sono la stragrande maggioranza. Per cui tu che cosa trovi, specialmente nei periodi di grande traffico? Un cumulo di coglioni, scusate l'espressione, che tutto l'anno l'auto non la usano, ma giusto in quel periodo la tirano da sotto il trapuntino, si mettono in autostrada a 130 all'ora nella corsia al centro e in quella a sinistra, lasciando la corsia di destra completamente libera e deserta, e viaggiano tutti a 130 all'ora, spesso col cruise control inserito. Per cui se ti ritrovi in un fazzoletto con uno che ti viaggia dietro attaccato al paraurti, un altro davanti che se gli dai poco spazio e quello dall'altra corsia si infila senza freccia, e soprattutto basta che uno di questi fessi tocchi leggermente il pedale del freno che tu rischi la carambola. Allora, tante volte capita che quando ti trovi in queste situazioni o ti trovi davanti un pirla che sta viaggiando a 120 all'ora e ti intralcia, è normale che tu sorpassi e acceleri. E tante volte non bastano i 130 km all'ora per superare il pirla di turno, perché ora abbiamo i pirla che quando tu li sorpassi accelerano apposta perché devono far vedere chi ce l'ha più lungo. Se tu in una situazione del genere mi piazzi all'improvviso l'autovelox, sai che cosa viene dopo? Io non oso immaginarlo. Capisci? Tonino, Questo caro è il amico mio, punto. te stai parlando naturalmente sempre l'avvocato difensore io non voglio, a parte che io sono l'avvocato difensore di chi vive sulla strada, perché non è di chi se ne serve della strada. Più chilometri di me non so se li hai fatti, perché negli ultimi anni ho fatto centinaia di veramente migliaia di chilometri, avevo portato la macchina, veramente 2 macchine alla morte. Però ti posso dire in tutto questo, a parte che il grande problema è la disattenzione alla guida, l'uso del cellulare, non l'eccesso di velocità. C'è anche pieno di imbecilli che, ti dico la verità, ne Quanti incontro. coglioni, per esempio, cambiano corsia senza mettere la freccia? Fammi finire. Delle velocità spropositate in autostrada che ti si piazzano dietro, te stai magari superando a 130, che è il limite, e te ti trovi uno a 150 sparato che ti arriva. Generalmente con quella macchina, quella con i 4 ferri di cavallo. Sono quelli lì, con quella macchina lì di solito che hanno attaccano dietro senza neanche rispettare minimamente la distanza di sicurezza, perché anch'io viaggio in macchina, posso anche correre in macchina rispettando i limiti, ma la distanza di sicurezza invece, questi imbecilli che ti si piazzano dietro al sedere senza pensare che uno potrebbe anche inavvertitamente o vedere qualcosa che lui non vede davanti, inchiodare, come dici te, magari per un autovelox, per un segnale di un autovelox, perché uno vede che c'è l'autovelox segnalato, inchioda. Allora, ti dico sì, però ti dico, in linea di massima, se tu un'operazione, e questo non mi puoi dire di no, la fai a un certo tipo di velocità, freni a un certo tipo di velocità e rispetti le distanze di sicurezza, sei più sicuro rispetto a correre come un forsennato. Allora, io ti dico, bisogna usare un po' la testa. Il grande problema è che purtroppo, e ce lo testimoniano anche i disastri che ci sono e anche quello che ci dice la cronaca, c'è tanta gente che guida con un estremo nervosismo e un estremo, anche disattenzione nella guida, perché è facilissimo. Guarda, io sono uno che, puoi capire come fai te, terrebbe il telefonino in mano H24 per vedere messaggi, chi ti chiama, chi ti fa. Lo prendo, fortunatamente con una macchina anche abbastanza moderna,
riesco a metterlo da una parte e vedere tutto sullo schermo, se al massimo per distacco, ma lo guardo vicino al cruscotto, però bisogna stare attenti. Allora, io non lo guardo, però pur avendo un'automobile che non prevedeva niente di tutto questo, con 40 euro ho comprato il Vivavoce montato sulla letta parasole. Quando metto in moto lo accendo e parlo, ricevo le telefonate, eccetera, eccetera. Il problema non è questo, Lorenzo. E non è vero che dice, vabbè, però sto andando a 130 all'ora, rispetto i limiti e vado tranquillo. Perché poi a quella velocità, quando entra il cruise control, le fonti di distrazione appunto sono tante. Se tu stai viaggiando ad alta velocità, la tua concentrazione è esclusivamente sul nastro d'asfalto che hai davanti a te. Non stai a compulsare il messaggino o la cosa. Non te ne fotte niente, perché in quel momento tu hai tutti e 5 i sensi acuiti, quindi e te li hai soltanto su quella striscia di asfalto. Macchine di 30 anni fa e macchine di 30 anni fa, Alfa, e superati i limiti. Questo è il consiglio di una scherza. Vai piano in macchina, quando rientri a casa vai piano in macchina e stai attento ai limiti. No, io invece sono a favore dell'abolizione del limite autostradale, come in Germania. Allora, noi qui dobbiamo arrivare che nei tratti in cui non c'è limite si può andare tranquillamente a quanto vuoi, nei tratti dove c'è il limite esso viene applicato in maniera draconiana, ma deve essere applicato in maniera giusta, non che io metto il limite di 80 all'ora nel rettifilo in pianura, perché se no poi le multe non le posso io faccio una mozione d'ordine, perché la cosa che mi interessa veramente, invece, dato che mi sono preso una bella multa per la velocità in Svizzera, e con tanto di lettera, perché ho pagato in ritardo, mi hanno fatto una sanzione ancora più elevata, minacciandomi che non posso rientrare, che mi arrestano, che mi tolgono la macchina. Io faccio una mozione d'ordine, e mi fa piacere che l'abbia ricordato anche Matteo Salvini alla Versiliana, che gli stranieri che vengono in Italia, che molte volte poi quando arrivano nel nostro paese schiacciano l'acceleratore, si comincino a pagare le multe se non lo stanno facendo, perché tante volte, almeno a quello che si dice, rimangono molte volte impuniti, e questo mi fa incazzare, soprattutto perché appena sono passato dalla Svizzera per andare in Belgio mi sono veramente preso una multaccia e l'ho dovuta pagare senza, l'avrei pagata lo stesso, però questo civismo che risiede in certe popolazioni che poi arrivano a casa nostra e fanno il cazzo che vogliono mi dà abbastanza fastidio. Ecco, e con sì, questo vi saluto. Benissimo. Vai, ti lascio alla parte culturale che non mi si addice per deformazione, quindi un salutone a te Antonino, a Musella e a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Anche un saluto in regia. Ciao a tutti. Grazie. Allora, noi chiudiamo qui questo spazio. Ringrazio Lorenzo Viviani, ringrazio Alessio Musella, però prima di dare voce ad Alessio Musella c'è un breve video di 2 minuti che io vi prego di ascoltare, poi vi spiego chi è. Vai pure Andrea, per favore. Buongiorno, ecco, siamo qua per fare un appello al ministro Tajani in quanto la situazione è diventata troppo difficile e non riusciamo più ad andare avanti in questa condizione. Sì, serve un accordo politico per far tornare la bambina in Italia per un interesse superiore del bambino, perché la bambina è chiusa in casa, non ha rapporti con altri bambini, non ha rapporti all'esterno, non possiamo uscire di casa. Siamo esasperati da questo pazzo che ci gira attorno come un lupo famelico. Mi ha già minacciato 2 volte di massacrarmi di botte. Cioè, oltretutto siamo anche finiti di soldi, non è che siamo miliardari che possiamo pagare affitti, non ce la facciamo più. Siamo veramente stressati. Mia moglie non viene neanche perché non ce la fa più. Cioè, è una condizione assurda. Dico, non mi sembra giusto che una famiglia italiana che vuole tornare in Italia deve essere costretta a vivere segregata in un appartamento perché un pazzo dimostrabile con documenti, pluripregiudicato, cioè che ne ha fatto di tutti i colori, ci deve assillare e sorridare di minacce. Cioè, perché? Perché non ci ha aiutato a tornare in Italia, nella nostra patria, dove abbiamo tutti votato questo governo? Inoltre lui adesso ha ottenuto, per colpa del mio vecchio legale che non mi ha difeso, ha ottenuto questo ordine di esecuzione forzata che gli permetterebbe di prendere la bambina, però questo non è in interesse del minore fare questo. Adesso il mio appello è stato rimandato al 5 novembre
e il giudice ha chiesto che io presenzi insieme alla bambina, però è rischioso che io vada in tribunale con la bambina, perché lui potrebbe portarla via in qualsiasi momento e siamo punto a capo, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, che ci sia un accordo politico che ci aiuti a uscire da questa situazione. Tra l'altro lui è riuscito adesso anche a riaprire il caso di adulterio che era stato archiviato per insufficienza di prove. Ha portato delle altre mie fotografie ed è riuscito a riaprirlo, quindi la situazione è grave, abbiamo bisogno di aiuto. Siamo esasperati, oltre ad essere gravi nelle condizioni, non ce la facciamo più. È un anno quasi che siamo qua bloccati, non capiamo perché il governo italiano non ci aiuta a tornare nella nostra patria. Inoltre la bambina, stando chiusa in casa, purtroppo non può socializzare, non può andare a scuola, cioè non possiamo andare avanti in questa situazione. Non è la condizione in cui deve vivere una minore italiana, nata in Egitto da 2 genitori italiani. Vi ringrazio e confidiamo nel vostro aiuto. Questo video che voi avete appena ascoltato o visto, a seconda degli strumenti con cui ci state seguendo, è stato girato in Egitto, in una località che non possiamo rivelare, ed è stato girato da Nessy Guerra, questa ragazza 26enne di Sanremo, e il suo papà. Nessy Guerra, questo video mi è stato dato dalla sua avvocatessa qui in Italia, l'avvocato Agata Armanenti, che voglio ringraziare. Ecco, Nessy Guerra ha avuto un figlio con questo cittadino egiziano divenuto poi italiano, se n'è andata a vivere in Egitto e il risultato è stato che è finita al centro di un caso di separazione che poi è diventato caso di adulterio, eccetera, 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 semplicemente per delle foto intime che si era scambiata con il suo ex marito, e di conseguenza, siccome lei moralmente non sarebbe agli occhi della legge locale una buona madre, rischia di perdere questa figlia di appena 2 anni e mezzo, che quindi dovrebbe restare in Egitto con i parenti egiziani. Nessy sta cercando di difendersi, questo è l'appello che rivolge al ministro Tajani. Io vi dico la verità, cercheremo di avere Nessy e l'avvocato Armanenti in trasmissione a noi, non so dirvi se le avremo in diretta o registrate, però cercheremo di dare loro voce, anche perché l'avvocata Armanenti è stata già nostra ospite e quindi stiamo seguendo questo caso. La prossima settimana sarò in grado di dirvi di più, però è un appello che noi giriamo attraverso questa radio al ministro Tajani e sollecitiamo il governo italiano a intervenire per questa madre e per questa bambina, perché non si può vivere in questo modo. Ma adesso Alessio Musella, buongiorno. Sì, buondì, ben trovato. Ben trovati. Chiedo scusa per il ritardo e per l'attesa, però ti voglio chiedere questo così entriamo subito in argomento. Come si fanno i colpi nei mercati rionali quando si parla di arte? Allora, è sempre più difficile, perché adesso poi con internet, mentre prima uno quando svuotava i magazzini o comunque sia le soffiste o le cantine, non aveva la possibilità, se non era un esperto, di andare a capire che cosa avesse. Adesso invece in linea di massima le persone, quando hanno qualcosa in mano che puzza un po' di arte, vanno a guardare su internet e vanno a cercare, per cui magari invece che poi trovarlo come si dice? Scusami, questo qua. Ora vuoi levare? No, voglio solo quello lì. Scusate perché stiamo mettendo a posto in galleria delle cose. Prego. È il bello della diretta. Per cui ti dicevo che è più difficile, però non è impossibile, soprattutto quando si va nei paesini, okay? Perché il lavoro di rigattiere, okay? È un lavoro che adesso è sempre ancora attaccato a un concetto di tradizione, per cui di persone di una certa età, che spesso magari non hanno i parenti o i giovani che gli stanno dando una mano, per cui in quel caso cosa fanno? Prendono tutto e portano al mercato. Quello è una cosa che può capitare, ed è per quello che certo che se andate alla mercantiera piuttosto che a delle fiere importanti, quello non succederà mai più. Invece nei paesini io vi do sempre il consiglio di andare,
perché potreste trovare un Capodimonte, potreste trovare, vi faccio un esempio, a New York qualche anno fa è stato trovato in un mercatino un disegno firmato da David Bowie. Ora, David Bowie, cioè, il valore di quel disegno lì gli è stato dato $15.000, ma più che altro perché c'era la firma di David Bowie e l'ha comprato un estimatore di David Bowie. Però anche in quel caso lì era stato messo lì ed era venduto a $3. Questo per dirvi, tra 3 e 15.000 c'è un po' di differenza, no? Certamente. Ecco, però sì, uno trova la cosa, ma chi è che può testimoniare che sia effettivamente un vero Bowie o un vero Guttuso o un vero Capodimonte e così via? Ci sono gli esperti, per cui ci sono ovviamente quello che dico sempre io, anche le case d'asta, che spesso e volentieri la gente non si avvicina perché pensa di dover vendere o comprare a prezzi esorbitanti. Invece spesso e volentieri nelle case d'aste la prima cosa che fanno quando tu entri e chiedi una quotazione è che la danno. Poi se tu vuoi vendere contratti il prezzo, ma altrimenti non c'è un problema di fondo nel riuscire ad avere una quotazione o capire che cosa si ha in mano, per cui non abbiate timore di andare a chiedere appunto un'expertise nelle case d'arte. Diverso è se entrate nei negozi di antiquariato, ce ne sono sempre di meno, o magari anche nelle gallerie, perché le gallerie non è detto che facciano un servizio di expertise, per cui molte gallerie magari vendono e basta, e soprattutto sull'arte moderna, e qui qua quando si parla di opere che possiamo trovare nei mercatini difficilmente si parla di arte contemporanea, e quindi in quel caso diventa un pochino più difficile, e soprattutto perché, anche se è brutto da dire, ripeto, soprattutto in passato, qualche antiquario spesso e volentieri di fronte a uno che non sapeva nulla di che cosa gli stava portando, più di una volta magari gli ha fatto un'offerta che poteva essere interessante per lui, perché magari pensava che potesse valere 50 euro, le fa un'offerta da 500, prendendo un pezzo che magari ne vale 20.000. E qui ci sono anche queste situazioni qua, per cui dovete sempre essere sicuri e certi delle persone alle quali vi affidate per fare questo tipo di discorso, soprattutto quando poi vi fanno loro in primis la proposta, perché allora a quel punto c'è anche un conflitto di interesse, capito? Perché il valore che io compro o che ti do perché voglio comprare come mercante è comunque normalmente il 50% meno del valore reale, perché poi io mi lo metto in casa e devo farci un mercato. Per cui mentre invece chi fa l'expertise dice quanto vale, punto e basta. Non è che si fa poi l'offerta, perché altrimenti ovviamente te la fa sempre inferiore rispetto se te la vuole rivendere. Perché poi c'è sempre questo discorso, ricordatevi che quando andate nelle gallerie o comunque in posti che sono commerciali, questi vi fanno un'offerta, però o se la comprano loro per loro, se la tendono in casa in conto, ma altrimenti la devono rivendere, per cui non vi faranno mai l'offerta sul prezzo reale che voi potreste prendere se riuscite a trovare il giusto acquirente. Altro canto però il giusto acquirente è difficile anche da trovare, perché le gallerie hanno il portafoglio clienti che possono spulciare e di cui si fidano, e altrimenti una persona dovrebbe metterlo in internet e quant'altro, però rischi sempre di non sapere chi ti fa l'offerta, se ti paga, per cui insomma non è così facile, capito? Tutti dicono che adesso si può fare tutto, attenzione. Questo sicuramente. Senti, ma che state allestendo? Allora, adesso in galleria abbiamo finito una mostra di Lorenzo Marini, per cui domani vengono a ritirare alcuni quadri e ovviamente noi ogni mese facciamo poi un'installazione differente, in modo tale che i clienti possano vedere sempre delle opere nuove. Per cui io insieme a Chris, che è il factotum, non lesino il fatto di tirare su pesi e montare le cose. Quindi per me anche questo fa parte del mio lavoro. E questo è il bello e la passione anche dell'arte, il peso metaforico e reale dell'arte.
Ecco, stavi dicendo appunto sempre ma a te è capitato di fare buoni colpi nei mercati di paese o delle pulci? Qualcosina sì. Cioè, per esempio, una delle cose più clamorose che hai trovato. Ah, ecco, la caduta del telefono. Questa è un'opera d'arte molto, molto diffusa, come vedete. È un'opera d'arte che si trova facilmente in molte parti d'Italia. Vediamo se possiamo recuperare il nostro Alessio, anche perché sono le 12:24 minuti e 20 secondi in questo momento e ci avviamo quindi alla fine della puntata. Tra l'altro, domani alle 9:35 non perdete la prima puntata della nuova stagione del Garage dell'Alpista. Noi torniamo in onda, torniamo anche appunto a raccontarvi il mondo dell'Alfa Romeo con l'amico Alex Cereda. Vediamo un po' come siamo combinati, se riusciamo a recuperare il nostro Ale Musella, se siamo fortunati, ma ho l'impressione che lo abbiamo perso. Oh no, niente, allora lasciamo stare, grazie Andrea, lasciamo stare il nostro Ale Musella. Mi spiace molto oggi perché è veramente uno spazio dedicato all'arte molto stretto, però apriamo il telefono allo 0292947222 se volete intervenire. Abbiamo proprio questo scampolo di trasmissione, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Intanto che cosa dice la Lanza? La Lagarde, coraggio? La BCE non è soggetta a pressioni politiche. La Presidente della Banca Centrale Europea risponde sulla mancanza di coraggio imputata da Tajani. Ancora, il rogo è avvenuto in tarda serata, incendio in un emporio cinese a Milano, 3 morti. Potrebbe essere di origine dolosa, scusate. La decisione della BCE con il taglio dei tassi fino a 70.000 euro in meno per un mutuo di 25 anni. E infine deragliamento, treno esce dai binari a Milano, 3 feriti trasportati in ospedale. Vediamo un po' cosa è accaduto questa mattina. Tra l'altro è una notizia di circa un'oretta fa. Sarebbe stata la perdita di un container da parte di un treno merci, scrive l'ANSA, a causare l'incidente ferroviario avvenuto a bassa velocità che si è verificato stamattina a Milano. Lo ha riferito Trenord. Da una prima ricostruzione il container si sarebbe sganciato e ribaltato finendo sui binari mentre sopraggiungeva il treno passeggeri 2411 proveniente da Domodossola e diretto a Milano Centrale. Il macchinista ha azionato la frenata d'emergenza, ma l'impatto è stato inevitabile. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e il 118, 3 feriti, non in gravi condizioni, trasportati in ospedale e 6 contusi. Meno male, dai. È rallentata la circolazione ferroviaria nel nodo di Milano dopo l'incidente, quindi se dovete viaggiare fate riferimento ai siti delle vostre imprese di trasporto, Trenitalia, Trenord e Italo, perché chiaramente potreste avere ritardi in partenza o in arrivo nelle stazioni milanesi. E infatti sul sito di Trenitalia vi do questo aggiornamento. Linea Milano-Torino alta velocità e convenzionale e Milano-Domodossola, circolazione fortemente rallentata dalle 9:15 per lo svio di un treno merci. Vi diamo l'ultimo aggiornamento che è stato battuto dal sito di Trenitalia alle 11:45. La circolazione è ancora fortemente rallentata per lo svio di un treno merci nei pressi di Seveso. Prosegue l'intervento dei tecnici. Treni alta velocità, intercity e regionali possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti e subire cancellazioni o limitazioni di percorso. I treni regionali della linea Torino-Milano subiscono limitazioni di percorso, hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi. Vi ripeto, se dovete prendere un regionale per Torino o state arrivando da Torino con un regionale, si scende o si sale a Porta Garibaldi, non alla stazione centrale. Per quanto riguarda i treni ad alta velocità, poi ci sono tutto l'elenco con i Frecciarossa che sono stati cancellati o che partono da Rogoredo e da Porta Garibaldi anziché
da Milano Centrale, per cui visitate il sito di Trenitalia o il sito di Italo e trovate naturalmente tutte le informazioni, più Trenord per il trasporto locale. Bene, bella gente, noi abbiamo praticamente finito per quest'oggi, termina anche questa settimana di programmazione di Zoom. Questa di oggi era la puntata numero 840, peraltro, insomma, pian pianino, a puntata ci avviciniamo a questo quota 1000 che festeggeremo ovviamente alla grande. Cavolo, dovremmo fare una grande festa per le 1000 puntate di Zoom, e che cavolo, ci vuole proprio. E noi però nel frattempo, insomma, concludiamo qua. Io vi ringrazio, vi saluto. Domani appunto alle 9:35, se avete voglia, parliamo di Alfa Romeo al garage dell'Alfista, e poi altrimenti lunedì alle 10:35 trattabili noi saremo sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con una bella canzone, precisamente una canzone di Enzo Iannacci del 1980 dall'album Ci vuole orecchio, e cioè Silvano, grandissimo pezzo Nonsense. Adesso l'immenso Sammy Varin, il resto della programmazione della rete. Ma dove dovete andare? State con noi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.